Buongiorno mister, allora Buongiorno. come prima domanda le chiedo come sta la squadra sia dal punto di vista mentale, psicologico e che dal punto di vista fisico, cioè se ci sono defezioni o no. Seconda domanda che poi le vorrei fare è come si affronta una squadra come il Bologna. Ma per quanto riguarda l'aspetto dei giocatori a disposizione, abbiamo solo in dubbio Caviglia, che oggi effettuerà l'ultimo allenamento per valutare un problemino che ha avuto ieri. Non ci sarà sicuramente Anderson, che ha chiesto un permesso per motivi familiari ed è fuori, e Zampano, che si è operato alla mano martedì, sarà sicuramente non sarà della partita. Ci auguriamo di recuperarlo, ovviamente dovrà mettere qualche tutore, qualcosa per la prossima gara. L'operazione è un po' troppo fresca. Dal punto di vista mentale ci siamo leccati le ferite di questa partita, che poi ci ha visto un po' soccombere come risultato, ma non come prestazione, come squadra, e guardare alla prossima, guardare avanti, guardare il Bologna, cercando di affrontarlo nel miglior modo possibile, sapendo che ha giocato sì mercoledì, ma ha anche la possibilità di fare tanti cambi, ha anche una rosa così ampia da potersi permettere di avere giocatori importanti ugualmente in partita domani sera. Per quello la dovremmo affrontare con grande attenzione, sapendo che cosa ci ha dimostrato un po' le ultime gare. A volte anche concedere un'occasione può essere determinante e noi dobbiamo essere, ovviamente, diventa anche un po' noioso nel dirlo, più determinati quando andiamo poi a creare quell'infinità di palle gol che poi non sono alla fine, a chiuderle meglio, dai.